Buongiorno a tutti, da Kettia Redi alla voce di Rovigo, Rovigo in diretta e chioggioindiretta.it. Siamo in collegamento con il capitano di corvetta Giuliano Gentilini, che è tra i protagonisti della vicenda straordinaria che ha colpito tutta Italia, ovvero il ritrovamento dopo 9 ore in mare di un ragazzo di 29 anni di Porto Tolle che dopo un bagno a mezzanotte nelle acque un po' tormentate di sabato notte, si è perso in mare, era scomparso, è stato in mare per 9 ore e a dispetto di ogni ragionevole speranza è stato ritrovato. Buongiorno capitano. Buongiorno dottoressa. Le chiedo innanzitutto, capitano, voi a che ora siete stati allertati? Sabato. Intorno all'1:20 dalla polizia, noi come Guardia Costiera abbiamo il compito di svolgere il coordinamento delle ricerche di soccorso in mare, pertanto in situazioni del genere diciamo, avviamo tutta la catena d'allarme per i soccorsi. Voi operate nella Capitaneria di Chioggia, la Capitaneria di Chioggia ha competenza anche per Porto Tolle. Le chiedo in che condizioni era il mare nel momento in cui siete partiti. Il mare era mare mosso, avevamo un vento anche abbastanza forte da nord-est, che già ci forniva alcune indicazioni di massima dove avremmo potuto svolgere le ricerche in mare. La Capitaneria di Porto di Chioggia, dice bene dottoressa, è l'unità di costiera di guardia deputata in quella zona a fare le ricerche in mare. Per questo particolare evento sono stati tuttavia coinvolti anche mezzi aerei dell'Aeronautica Militare di Pisignano di Cervia e dei Vigili del Fuoco di Venezia, che hanno dato un supporto fondamentale in relazione alla morfologia del territorio costiero di quelle zone. Pertanto in queste situazioni, in caso di intervento aereo, il coordinamento delle operazioni è stato svolto dal Superiore Comando di Venezia, il Maritime Rescue Subcenter di Venezia, quindi dalla SAO operativa di Venezia. Lo dicono tutti, questa zona, questa particolare zona, la della Sacca, la Sacca di Scardovari, Barricata, Porto Tolle, è particolare, ma ci vuole spiegare perché è così particolare morfologicamente questa Sì, zona? è molto particolare perché se parlando dell'Adriatico, nell'ambito di un normale tratto di litorale, le correnti sostanzialmente hanno anche un andamento abbastanza regolare e ci fanno capire come diciamo dove dirigere i soccorsi, no? Dove effettuare le ricerche di un corpo disperso in mare. In questo caso diciamo c'è una forte influenza di tutti gli effluenti che caratterizzano il nostro territorio, in particolare qui avevamo come dire, un canale d'accesso alla Sacca di Scardovari interna dove vi sono correnti diciamo che non sono quelle cui siamo normalmente abituati, ecco, quindi anche per effetto dei numerosi effluenti che caratterizzano la zona ci sono delle turbolenze importanti che rendono un pochino più difficile valutare come un corpo in acqua si sposta. Si muove. Il corpo del capitano di porto opera normalmente con uno strumento fondamentale, il manuale YAMSAR, cosiddetto dell'IMO, che ci fornisce delle indicazioni matematiche, cioè molto analitiche, dove ecco, come cercare oggetti che si perdono in mare, che possono essere unità navali, ma piuttosto che persone immerse. Però ecco, l'applicazione di questo strumento qui da noi diventa un po' più complicato, proprio perché c'è la mancanza di questa regolarità no, nell'interpretazione dei dati di input per poi dirigere nelle zone di ricerca dove presumibilmente il corpo si potrebbe essere spostato. Io le faccio questa domanda, voi siete molto professionali e siete formati per essere anche molto freddi nel vostro lavoro, però le chiedo se avete perso la speranza di trovare Mattia.
Non ci possiamo permettere di perdere la speranza in situazioni del genere. Purtroppo i casi, noi siamo abituati a fare questa attività e fino all'ultimo dobbiamo ben sperare. Ecco, la nostra principale mission è ritrovare le persone in vita e metterle al sicuro. È chiaro che più passano le ore e più diciamo le probabilità, ecco, diminuiscono. Però diciamo noi fin tanto che non abbiamo ritrovato la persona continuiamo con le ricerche, avremmo continuato per giorni a seguire fino a quando non avremmo potuto individuare. Ecco. Le chiedo che cos'è che ha aiutato in questo caso il 29enne a resistere in mare per così tanto tempo? Ma sicuramente il periodo è favorevole sotto l'aspetto della temperatura dell'acqua. Ora, normalmente in questo periodo estivo, poi in particolare in questa stagione estiva che ha superato ogni temperatura precedente, un corpo immerso in acqua con una temperatura che si aggira intorno ai 20 gradi, ha buone probabilità di resistere diverse ore, intorno alle 15 ore, ecco, per più di 20 gradi, anche qualche giorno. Dipende chiaramente sempre dalla forma fisica di salute, lo stato di salute della persona che è in acqua e anche dalle sue capacità natatorie. In questo caso il ragazzo sicuramente è stato aiutato dalle temperature. Poi probabilmente, ecco, a seguito del tuffo non ha riportato diciamo dei traumi importanti anche contro gli scogli, ecco, per cui ha mantenuto, così come quando è stato ritrovato, una lucidità che gli ha consentito anche di, pur con grande fatica, però di tenersi a galla. E un po' forse, ecco, l'aspetto morfologico ha pure influito per quanto riguarda i fondali delle acque lagunari, che soprattutto in corrispondenza dell'accesso, no, alla sacca di Scardovari, diciamo queste acque che emergono, queste terre che emergono e si sommergono, no, le classiche barene di lagunari, e diciamo probabilmente gli hanno fornito anche un appoggio, ecco. Un appoggio, quindi sì, anche in questo terreno che magari è melmoso, però sicuramente aiuta, non è come... La presenza di detriti, insomma, tutto un insieme di cose probabilmente l'ha aiutato a rimanere a galla. Ecco. Ecco, le chiedo anche quest'altra cosa che riguarda, diciamo, i pericoli del mare, anche se un bagno a mezzanotte non si può negare a un ragazzo di 20 anni, ecco. Però voi che addirittura durante l'estate aumentate il potere della vostra capacità di soccorso, lo abbiamo visto perché le forze erano ingenti, le forze messe in campo erano davvero, sono state davvero ingenti, vi ringraziamo per questo. Diciamo, in mare i pericoli quali sono e quali sono anche i consigli da dare per evitare tragedie, ecco, in questo caso. Beh, il mare è un ambiente che ci ospita, ecco, ma non va sottovalutato e diciamo sicuramente evitare di frequentarlo negli orari notturni, nonostante tutti siamo stati giovani e la tentazione è forte, ecco. Però le condizioni meteo di quella nottata, ecco, non erano delle migliori, ecco. Bisogna valutare bene, andare preparati, però ecco, quantomeno verificare che le condizioni meteorologiche di mare, di onda siano adeguate. Ecco, già qui, anche con la minima presenza di onda, in presenza di una scogliera, è evidente insomma il pericolo che si corre, quindi io raccomando ai ragazzi sicuramente di stare in compagnia, perché anche la compagnia permette di allertare subito i soccorsi, ma evitare insomma di compiere in via preventiva diciamo
atti che poi insomma si possono rivelare pericolosi per la propria incolumità e per quella degli amici. In caso di, non l'auguriamo a nessuno mai, ecco, di naufragio nel rapporto col mare, ci sono delle un vademecum, dei consigli, delle valutazioni da tenere per chi si ritrova in mare senza un appoggio per cui galleggiare, se ci sono delle accortezze? Ma diciamo che il naufragio può avvenire in diversi contesti. Ora, nell'ipotesi che questo avvenga in corrispondenza della costa, in ore diurne, sicuramente possiamo cercare di richiamare la cosa più importante, qualsiasi sia la motivazione che ha portato, come dire, al naufragio o comunque a difficoltà nella balneazione, a richiamare chiunque sia presente in zona, che siano le unità navali, ma diciamo personale specializzato lungo la costa come gli assistenti bagnanti, o comunque anche semplici persone che a sua volta poi possono innescare una catena di allarme per i soccorsi della Guardia Costiera e comunque delle altre organizzazioni presenti in mare e concorrenti. E io penso che questo sia fondamentale. Sicuramente poi i casi sono talmente vari che è difficile fornire una soluzione per tutte le possibilità. Ecco. È veramente difficile. Quindi c'è anche una mano divina in questo, sono convinta di questo, non me ne vorranno gli ascoltatori atei, ma la ringrazio capitano, ripetiamo il capitano di corvetta Giuliano Gentilini, che è anche capo servizio operativo presso la Capitaneria di Porto di Chioggia, che aiuta diciamo tutta la parte di competenza dell'Alto Adriatico, che va da Venezia, se non erro, fino a proprio Porto Tolle, Rosolina. Sì, esatto, al fiume Po di Goro è il limite del compartimento marittimo. Grazie mille, buon lavoro e buon Ferragosto al lavoro. Prego altrettanto e buon proseguo di vacanze. Grazie, buona giornata.